Radio. Diamo voce alla nostra gente. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 860 insieme con Lorenzo Viviani di oggi, venerdì 11 di ottobre 2024. Ecco, oggi è anche il compleanno di mia figlia. Tanti auguri, Sara. Auguroni, però, un abbraccione. Grazie. Riferirò perché è venuta, ha fatto toccata e fuga. Allora, questo è un regalo di compleanno che si è fatta. Ecco, anche Lawrence fa gli auguri a Sara, grazie. Allora, sapete chi è? Non so se lo vedete bene, è Olaf Scholz, il cancelliere tedesco. Si è fatta la tazza per il latte con Olaf Scholz. Io me ne farò fare una con Bettino Craxi, ora vediamo. Però voglio dire, cioè, io veramente, uno guarda questa cosa e dice dove ho sbagliato. Dove ho sbagliato? Perché il prossimo passo è papà, mamma, voglio comprare una BMW. E lì il mio cuore alfista non lo so se regge. Non lo so se ce la fa. No, semplicemente no, non è questo il fatto. Lei da qualche tempo ha questa amica che sta facendo l'Erasmus qua in Italia, è una ragazza tedesca. E quindi, siccome mia figlia è pure autodidatta in lingua tedesca, praticamente questa le si è attaccata come una sanguetta e parla in tedesco a tutta birra con mia figlia, e mia figlia fa pratica. E quindi per questo ambiente tedesco, siamo pure a ottobre, ha fatto, con una certa ironia, ha voluto fare questa cosa, perché quando lei vede Scholz ride, si diverte. La fa divertire, sì. Ma in effetti ci fa divertire. Non so quanto faccia sorridere i tedeschi, però beh, ma con i tassi di approvazione che ha, a noi altri in Italia fa molto ridere. Quindi ci sta la tazza con Olaf Scholz. Però io la mia me la faccio con Bettino Craxi, quindi va bene così. Così quando la mattina mi alzo sarà un'altra grande giornata. Una giornata riformista, una giornata con botta al 15%,
assunzioni di forestali come se non ci fosse un domani e debito pubblico per tutti. La sentite quell'aria di Prima Repubblica, quella bell'aria di partecipazioni statali che voi compravate un Alfa Romeo, andavate a fare benzina all'Agip, poi scendevate al Big Bon e compravate le caramelle Alemagna, e tutto questo era fatto dallo Stato era fatto, mamma mia, la Prima Repubblica. Sì, non si scorda mai. Noi abbiamo avuto il grandissimo culo di vivere nella Prima Repubblica, ma che ne sa anni 2000, è il caso di dirlo, veramente. Sì, Lorenz, che ti sei perso, veramente, guarda. Ce l'ha sulle spalle però i risultati della Prima Repubblica. Sì, il problema è questo, povero figlio. Detto questo, avete appena ascoltato, perché lui si scorda, ma non possiamo offendere il grande Frank non dicendolo, Dirty Love dall'album Overnight Sensation di Frank Zappa. Grande chitarra pazza, Frank. Vai. Dell'anno di grazia 1973, anche qua Prima Repubblica potentissima. E in particolare, insomma, mancano 4 minuti al Qui Parlamento, che già vi anticipo chi sarà il nostro... Rispondiamo a Walter. Ospite. Sì, intanto rispondiamo a Walter. Rispondiamo a Walter. HCCP, guarda, la mia esperienza, poi facciamo, anzi, ne parliamo magari la prossima puntata, poi richiami Walter, facciamo un approfondimento, magari può essere utile anche, diciamo, al settore. Io ti posso dire che da pescatore, diciamo che si partiva con i corsi per l'HCCP un attimo dopo, cioè appena, io penso che in agricoltura fosse così, anche in agricoltura, cioè quando il prodotto veniva manipolato, cioè da chi prendeva il prodotto, quindi il mio commerciante deve avere naturalmente tutta questa serie di parametri, perché era lui che veniva col camion a prenderlo, è lui che fa una serie di trattamenti e manipola i prodotti, quindi deve avere minimamente una concezione di come trattare, le temperature e tutto. Naturalmente questo parlo del pesce, che è una cosa ben diversa rispetto al mondo agricolo e secondo me molto più, soprattutto, guarda, ci saranno i casi anche nel mondo agricolo, ma nel settore ittico sicuramente molto più deteriorabile. Sul discorso del pesce, noi quest'anno l'abbiamo fatti, l'abbiamo cominciato a fare, abbiamo cominciato a fare dei corsi, diciamo, proprio per le produzioni, perché naturalmente nella parte pesca comunque i pesci li prendi già dall'inizio, quindi se tu riesci a fare una filiera, diciamo, un pochino più virtuosa, riesci anche a conservare il prodotto più a lungo, quindi a mantenere, diciamo, la catena del freddo, magari a manipolare un po' meno rispetto a quanto si va a manipolare normalmente. Quindi so che li hanno fatti e ti dico la verità che sono stati fatti tutti i corsi fatti dall'associazione di categoria per adesso in maniera gratuita, anzi devo dire la verità, per adesso sono stati fatti proprio dall'ASL in maniera gratuita, cioè hanno fatto dei corsi X proprio per i pescatori, quindi declinati per il settore ittico e non per la ristorazione o per i commercianti o per chi tratta gli alimenti. Per l'agricoltura dobbiamo informarci, certamente non può essere una nuova tassa, un nuovo corso, una nuova... Io spero che ci possa magari essere, poi ne parliamo anche con te Walter la prossima settimana, degli interventi che servono a gestire meglio. Ora il prodotto agricolo naturalmente è ancora diverso rispetto al prodotto della pesca, sicuramente è un mondo completamente, anche se siamo nel primario, a sé, perché è come manipolare le carni, trattare le carni, ed è un ambito diverso rispetto a quello agricolo, diciamo prettamente, dove trattiamo frutta, verdura, quindi alimenti naturalmente che hanno una buccia e che sono stati tolti un attimo prima dalla terra, per capirsi. Però sicuramente lo possiamo approfondire. Magari, non so se esistono già, magari possiamo invitare anche dall'associazione di categoria, capire se esistono dei corsi fatti in maniera gratuita per almeno capire le prime fasi, per dare un'infarinatura del trattamento dei prodotti, anche in questo caso agricoli. Se va richiesto l'HCCP, come hai detto te, alla vendita, mi sembra strano per il frutta e verdura, devo dire la verità, anche io non lo sapevo, però ci informiamo e te lo faremo sapere sicuramente a brevissimo. Sicuramente per chi vende viene di solito chiesto nei vari settori. In frutta e verdura hai ragione anche te, che diciamo che è l'agricoltore che soprattutto vende direttamente, come si dice, al chilometro zero il suo prodotto. Sicuramente bisogna, e questo te lo dico in maniera proprio democristianissima, che piace tanto all'amico Antonino, bisogna sia tutelare la salute e la salubrità dei prodotti per garantire la sicurezza alimentare al consumatore. Detto questo, ci riempiamo sempre la bocca con vendita diretta a chilometro zero. Se ci inventiamo nuovi balzelli
per far sì che anche l'agricoltore, già che si accamalla la sua verdura, si impegna, cerca di darle un valore aggiunto e tutto, gli facciamo anche delle storie, delle difficoltà per potersi vendere i prodotti, diventa veramente, veramente difficoltoso. E allora vi lasciamo adesso al Qui Parlamento e con l'amico direttamente dalla campagna. È un Qui Parlamento, tra l'altro, in movimento, perché il senatore Gianluca canta la messa. Vai con la sigla, Lorenz. Qui Parlamento. Vediamo ancora se non ce riusciamo ad avere l'abbiamo perché al treno in ritardo il non prendeva bene. Dimmi, Lorenz. Dico, ancora non ce l'abbiamo perché aveva il treno in ritardo e non prendeva bene il telefono, ora lo richiamo. Va bene, è il bello della diretta. L'importante è aver mandato già la sigla, non ti preoccupare. Sì, oggi c'è stata l'audizione di Tavares, la D di Stellantis. Sì, AD che tra l'altro in questi giorni ha giubilato la D dell'Alfa Romeo, imparato. Ora c'è un nuovo amministratore delegato che viene dalla scuola marketing della Lancia, dove è entrato alla fine degli anni '80, quindi ci auguriamo che la sua permanenza al timone della casa di Arese sia quanto mai incisiva, perché abbiamo bisogno di tutelare una delle grandi storie industriali dell'automobile italiana, perché fino a prova contraria questo paese è terra di motori, tutta, dal nord al sud. L'Italia è sempre stata terra di motori, deve continuare a essere terra di motori, che ne possa pensare chi vuole costringerci ad andare in giro con la macchinina a pile. Io ribadisco il mio concetto, non l'ho avuta a 4 anni, non l'avrò a 44. Voglio bruciare combustibili fossili dal mattino alla sera, sì, lo sappiamo. Sì, voglio. Però c'è dinosauri morti a manetta. C'è l'onorevole senatore in linea, quindi prego. Bene, senatore Cantalamessa, buonasera, ben trovato. Buonasera, un saluto ai radioascoltatori. Io chiedo scusa, ma ho il treno in ritardo, quindi faccio il collegamento al treno, mi auguro che vada bene. Oggi guardi, citiamo un disco di Ivan Graziani del 1980, Viaggi e intemperie, quindi stia tranquillo, va bene già così, guardi. Grazie. Senta, com'è andata questa benedetta audizione di Tavares? Ma allora, devo dire la verità, abbastanza deluso, nel senso che la prosopopea di questi grandi gruppi che, Stellantis fattura 190 miliardi di euro, quindi diciamo che ha dato una disponibilità a lasciare comunque tutti gli impianti in Italia, ma anche perché sai che altrimenti se chiude qualche impianto non avrebbe, nessuno più comprerebbe una macchina, quindi da questo punto di vista lo ha detto in maniera forte e chiara. Io ho fatto delle domande specifiche in merito agli stabilimenti di Torino, di è stato un po' evasivo sulle risposte, ha detto cosa che è vera, ma questo lo sapevamo per colpa della pseudo politica ambientalista della sinistra. Ha detto, che in Italia il costo dell'energia da prima del Covid è il doppio rispetto a quello della Spagna, per intenderci, quindi non parliamo di paesi lontani da noi, e quindi questo sicuramente, quella follia del motore elettrico, siamo passati tra virgolette ad un aumento del 40%. Unica cosa molto bella, ha detto, io non so come gli stati europei hanno permesso che l'Unione Europea di far suicidare l'automobile in Europa obbligando questa scadenza del 2035. Non ha tutti i torti su questo. No, su questo infatti ho detto, su questo sono stato veramente d'accordo, perché ha detto, ma come avete fatto, a permettere all'Unione Europea di decidere del futuro, perché è stato onesto nel dire, ma non vale solo per l'Italia, perché pensiamo a Ferrari, Maserati, Porsche, Dallara, Lamborghini, le stesse Audi, Mercedes tra Italia e Germania, ma l'Italia molto di più, coprivamo veramente tutto il settore delle automobili, del lusso, il grande motore italiano. Quindi su questo l'ho detto, ma come avete fatto a farvi piovere addosso? Perché c'era un governo di centro-sinistra. Questo comporterà un aumento del 40% dei costi che deve sopportare la filiera, quindi parliamo o di chi, nell'indotto,
o le fabbriche proprio automobilistiche o i concessionari, perché c'è un 40% di costo in più, e su questo bisogna fare, ha detto che avrebbe bisogno diciamo di contributi da parte dello Stato. Siamo stati chiari tutti nel dire, qualora si dovesse creare diciamo un'ipotesi del genere intesa come incentivi e quant'altro, è chiaro che a differenza degli anni passati dove i governi sempre di centrosinistra hanno dato soldi funghi e torbi senza porre condizioni, per questo noi abbiamo visto multinazionali che hanno beccato miliardi di contributi e poi sono andati via dalla sera alla mattina, qualora dovesse succedere è chiaro che lo Stato lo farà a tutela di quelli che possono essere una serie di posti di lavoro. Al momento diciamo questo è un discorso che comunque non è nel breve tempo. Senta, ma abbiamo fatto le domande su Maserati, sulla Maserati ha detto che attualmente è un marchio che prodotto solo 400 macchine, potrebbe avere un appeal, quindi abbiamo visto un rilancio della Maserati. Abbiamo chiesto di incrementare il numero dei brevetti perché per esempio Stellantis ha molti più brevetti in Francia che non in Italia, quindi preso atto delle difficoltà che non c'era bisogno di Tavares che ci dicesse le difficoltà che ci sono per fare imprese in Italia, abbiamo chiesto concretamente una serie di cose e vediamo se ne conseguenziamo. Ecco, appunto, sarebbe bello anche, per esempio, non vedere politiche suicide tipo la Fiat che si è ridotta a produrre 3-4 modelli e soprattutto ora, per esempio, non c'è più la 500 col motore endotermico, tanto per dire, oppure Lancia che è ridotta a un unico modello, oppure ancora l'Alfa Romeo con 3 modelli prodotti in Italia e 1 prodotto in Polonia, tra l'altro. La Tonale è prodotta a Pomigliano d'Arco, quindi c'è anche da preservare l'impiego a Pomigliano, che vorrei ricordarvi lo stabilimento, dovrebbe essere ancora lo stabilimento metalmeccanico più grande del sud Europa. Pensate che roba, quanto è grande lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. E poi naturalmente Cassino, dove si fanno Giulia e Stelvio. Ecco, appunto, sotto il profilo occupazionale, Tavares si è presentato in che modo? Allora, loro hanno dalla loro la forza di poter fare in qualche maniera quello che vogliono perché non hanno alcun vincolo. E è chiaro che brucia vedere che ci sono persone in Italia in cassa integrazione e loro 3 mesi fa hanno distribuito 5 miliardi degli 11 miliardi di utili che hanno fatto. Quindi è chiaro che vedere che loro si distribuiscono 5 miliardi di utile e magari ci stanno delle persone che stanno in cassa integrazione in Italia pagate magari anche da altri operai che non stanno in cassa integrazione, va da sé che arriva le conseguenze di una politica troppo buonista e pseudoambientalista degli anni passati che stiamo provando ad invertire drasticamente. Senatore, ma non sarebbe il caso che lo Stato italiano entrasse anche come azionista all'interno di Stellantis? Non c'è più, l'ha fatto la Francia perché è stata data un'opzione, cosa che durante il governo giallo-verde Conte bis e il governo Conte bis ben ha pensato di rifiutare tra virgolette questa opzione perché la Francia centrale, la Francia lo Stato francese ha una quota di Stellantis. C'era una finestra nella quale agli stati veniva data questa cosa, possiamo vedere magari di fare un ragionamento su questo, però torniamo sempre lì, questa è un'opzione che c'era stata data. Mi sa che il telefono non ci aiuta. Ecco. Però il concetto mi pare che sia chiaro. L'opzione per entrare dentro Stellantis come Stato italiano e dire la propria era stata data al governo giallo-rosso, ma ahimè non ci si è voluti avvalere di questa opzione. Bene, e ora la paghiamo. Che dobbiamo fare? Forse c'è. Senatore, c'è? No. Tratti perché c'è qualche galleria? No, non mi sento più. No, stavo dicendo, senatore, insomma, è una scelta veramente poco lungimirante.
Vede, lei è deluso. Io, se mi posso permettere, sono incazzato perché lo Stato non può stare fuori da un settore strategico come questo, se mi posso permettere. No, ma credo, allora, deluso per come è andata, ma determinato, voglio dire, ci mancherebbe altro. Certo. È chiaro che più dall'amministratore capo di Stellantis, quindi abbiamo registrato quelle che sono state le sue dichiarazioni e ne prendiamo atto. E mi fermo qua, perché è chiaro che voglio dire, no, non sono il ministro, non sono un componente della commissione, quindi è chiaro che di vista, però aspettavamo tutti qualcosa in più. Certo, molto bene, senatore. Allora, grazie del suo tempo, buon viaggio e ci sentiamo presto. Allora, vabbè, a presto, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie, sigla. Qui Parlamento. Allora, noi adesso ce ne andiamo in pausa e poi ci sentiamo la Hearst Corporation, Rock the Boat 1974. To rock the boat è un'espressione inglese, agitare la barca, per dire fare o dire qualcosa di eclatante che mette in imbarazzo gli altri. Io oggi davanti a Tavares ammetto che avrei rock the boat, ma alla grande però. Con uno stemma, ti apriva, me lo immagino, Antonino, poi andiamo in pubblicità, che si stracciava la camicia con sotto il simbolo dell'Alfa Romeo. Se per questo io c'ho il pin da mettere all'occhiello della giacca, quindi non vedo. Ora e sempre Alfa Romeo. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
A voi la linea. Grazie Lorenz, rieccoci qua alle 18:35 e 34 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Lorenzo Viviani per Chilometro Zoom, l'unico programma di questa radio che ce l'ha d'oro il microfono, sia chiaro, perché se no qua facciamo confusioni. Allora, com'era la pubblicità? Io ce l'ho profumato. L'alato. Vai. Perché mi riporti così indietro? Vabbè. Stavo dicendo, ma sei un uomo retro, te sei un uomo retro, è il tuo mondo, è il tuo mondo analogico. Ma sì, con i primi transi non è analogico, per te non sei più da valvole, perché è già un passato remoto, quello di te sei da un passato prossimo con i primi transistor. Sì, io sì, sono a transistor, cammino a transistor. Io sono a transistor. Sì. E sono anche transaxle, se proprio lo vuoi sapere. Cioè col cambio dietro in blocco col differenziale, come l'Alfetta. E il ponte de Dion a triangolo, che così le ruote dietro sono sempre parallele in curva e le fa tipo compasso. Un parallelismo con l'alfa quando parli di qualcosa, te puoi fare due parallelismi, o vai sulla alfa o su Bettino Craxi. Paolo Pitta non sei nessuno, lasciatelo dire. Dovresti vedere Bettino Craxi su un'alfa. Su un Alfa 6, meglio ancora. No. Era la sua auto di servizio, infatti, grigia ce l'aveva. Ma io te l'ho raccontato di De Michelis, no? Che aveva l'Alfa 90. Vecchi ricordi che mi sono stati confidati. De Michelis, che la prima volta andò in questa officina dove doveva fare la manutenzione alla macchina, volle incontrare il titolare, ci parlò, poi disse va bene, allora la prossima volta vi mando l'autista. E allora ogni volta che la macchina faceva il tagliando, dall'officina telefonavano a Venezia, onorevole, l'Alfa 90 è pronta, vi mando l'autista. Arrivava l'autista con l'assegno debitamente compilato e firmato e si prendeva la sua bella Alfa 90 2005 V6 quadrifoglio oro, blindata, e se la portava. Pensa tu. L'Alfa 90 dove avevano dovuto mettere le fascette di plastica per bloccare lo spoiler anteriore che si abbassava in velocità, perché sulla 90 blindata, siccome la macchina pesava di più, quando scendeva giù lo spoiler, l'aria sotto non bastava a raffreddare tutto l'impianto di trasmissione. E quindi la soluzione ipertecnologica fu bloccatelo con due fascette di plastica e va bene lo stesso. Semplice ma funzionale. Oggi abbiamo parlato di pioppicoltura, esatto. Abbiamo fatto l'approfondimento, però adesso da, diciamo, la pianura padana principalmente ci trasferiamo al sud, dove c'è un problema che ci dirà Antonino Danna. Problema molto grave, perché vedete, sul Riformista di quest'oggi c'è un articolo, precisamente a pagina 7, dove si legge questo titolo che vi vado a recitare. I vigneti l'oro verde della Sicilia che rischia di essere svenduto alle multinazionali dell'energia. Il vino ha trainato la crescita dell'agroalimentare siciliano con eccellenze e biodiversità invidiate dovunque, ma il deserto e la carenza idrica sono una minaccia. La popolazione interna potrebbe emigrare definitivamente. Scrive il collega Giovanni Pizzo, sempre sul Riformista di stamattina. Colline dolci, distese di filari, Grillo, Zibibbo, Insolia, Catarratto, che qui chiamano Lucido, il Trapanese da Castelvetrano ad Alcamo passando per Salemi, Paceco, Trapani, Salaparuta, Gibellina, Marsala, vive di vino da sempre, dai Greci e dagli Elini. Migliaia di anni di otri, anfore, botti, fino all'esplosione del vino dolce, il Marsala attraverso gli inglesi, Whittaker, gli Ingham e i Florio, ormai televisivamente celebri, che divennero Casa Reale. Chiunque in provincia di Trapani o nella confinante Menfi, capitale del vino e reame della Sette Soli, primo comune di Agrigento sulla costa sud dell'isola, vive del succo degli acini appesi alle viti. Sul vino sono cresciuti in Sicilia brand sui gradini più alti di Drinks International come Planeta o Tasca, ma anche il povero Cristo da queste parti ha un ettaro di vigneto, in alcuni casi tramandato da generazioni. Il vino ha trainato la crescita dell'agroalimentare siciliano, non più solo granaio, ai tempi dei grani ucraini o canadesi. Il glorioso istituto Vite e Vino, guidato dal visionario Diego Planeta,
ha condotto i viticoltori siciliani a costruire cantine in ogni dove. Sul vino la Sicilia ha vinto la scommessa del buon investimento dei fondi europei, raggiungendo mercati irraggiungibili con milioni di bottiglie. Ed è stata soprattutto vinta la sfida della qualità, con eccellenze e biodiversità invidiate ovunque. Ora il trapanese è in profonda crisi, uno tsunami climatico l'ha sconquassato. L'anno scorso la peronospera, fomentata da escursioni termico-climatiche mai registrate, ha lasciato a terra il 50% dei raccolti. In quest'anno la siccità porta questa percentuale al 65-70%. Un chicco d'uva per gonfiarsi ha bisogno del giusto quantitativo d'acqua, ma mai una goccia è scesa dal cielo in questo 2024. Invasi vuoti, acquedotti fatiscenti, reti idriche colabrodo, prezzi dell'acqua per l'agricoltura insostenibili quando l'acqua c'è. Ma qui non ce n'è. Le cantine sociali raccolgono migliaia di agricoltori. Solo 3 di quella parte dell'isola hanno più di 10.000 soci conferitori. Non sanno più cosa fare col crollo del prodotto, seppur di eccellente qualità. Se hai un terzo del prodotto non puoi mica triplicare il prezzo di vendita. Il mercato, la catena della distribuzione non te lo consentirebbero. Un altro anno così e chiudono. Se non lo fa qualcuno già quest'anno, magari finendo in mano a speculatori che in Sicilia non sono sempre raccomandabili. Un noto geografo sociale franco-tunisino, Habib Ayeb, insieme a una ricercatrice siciliana dall'evocativo nome di Costanza come l'imperatrice d'Altavilla, è venuto in Sicilia l'anno scorso a girare un documentario sugli effetti dei cambiamenti climatici, per spiegarci dal punto di vista africano che il deserto e la carenza idrica, che loro conoscono bene con le loro colture da oasi, stanno arrivando qui. E l'Italia, i siciliani che fanno? Assumono le sembianze di un animale di altri continenti, come lo struzzo, mettendo la testa sotto la sabbia portata dallo scirocco, dalle inadeguatezze del COP21 di Parigi sul clima, dalle incapacità di risposte politiche e amministrative. Siamo con dighe inutilizzate, senza dissalazione, nonostante la Sicilia sia circondata dal mare, e gli agricoltori saranno costretti ad abbattere gli animali e vendere i vigneti, l'oro verde dell'isola. Vendere a chi? A multinazionali dell'energia che riempiranno di pannelli fotovoltaici le campagne siciliane, facendo emigrare definitivamente la popolazione interna della Sicilia. Questo è lo scenario. Cosa serve per vedere? Forse un bicchiere di vino, in vino veritas. Questo è il pezzo del collega Giovanni Pizzo oggi sul Riformista. Ora, non è così facile. Ora, è giustamente il catastrofismo è un po', serve anche un po' a tirare il lettore. Sicuramente ha delle considerazioni che sono super condivisibili, però c'è anche da dire che sul terreni agricoli non è possibile in questo momento, per una legge proprio fatta dal governo Meloni, o comunque sia, si possono fare i pannelli fotovoltaici, comunque si possono, diciamo, togliere terreno agricolo per l'energia, ma solamente con delle deroghe speciali. Quindi non è così più facile prendere un terreno agricolo, far sì che un terreno ad hoc possa diventare un campo di pannelli fotovoltaici. Assolutamente no. Lorenzo, c'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Pronto? Antonino, buon lavoro a te e al tuo ospite, sono Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ma io ricordo che Enna e Caltanissetta ricevono l'acqua ogni 8 giorni. Forse qualcuno è distratto, e che dal dopoguerra in poi, da 30 anni, il centrodestra, questa regione a statuto speciale, la mantiene in piedi. E la colpa a chi gliela vogliamo dare di questa? I dissalatori sono stati buttati centinaia di milioni e sono stati là, stanno con la ruggine addosso. Ma cosa ci vogliamo dire della Sicilia? Stendiamo un velo pietoso dove l'Italia e la Sicilia è la fotografia dell'Italia del centrodestra, da sempre dominata dalla mafia. E allora come la vogliamo mettere? Tu parli del vino, ma può nel 2024 ricevere l'acqua ogni 8 giorni una persona con le bottiglie di plastica? Ma che siamo al centro dell'Africa? Per favore, lasciate spazio. Adesso un signore
di Berlusconi, un certo Schifani e quello che c'era prima, l'hanno letteralmente distrutta la Sicilia, è distrutta. Allora ce la vogliamo con quella gente o con quelle persone che ancora oggi si fidano di votare centrodestra in Sicilia? Parlo di 30 anni, non parlo di oggi. Raccontatemi, io poi magari qualche regione di sinistra che fa le stesse cose, io direi esattamente le stesse cose al centro-sinistra, ma si tocca con mano di ciò di come hanno distrutto il centrodestra la Sicilia, si tocca con mano purtroppo. Povera gente, ma davvero povera gente. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao Mimmo. A Bagheria, in provincia di Palermo, per 5 anni hanno governato i grillini. L'acqua ha continuato ad arrivare a intervalli irregolari, come quando c'erano i democristiani, come quando c'erano i comunisti, come quando è venuto il PD e come quando c'è il PD adesso. Quindi, poi, francamente, per favore, dire questa cosa che votare il centrodestra che ha come radice la mafia, disgusta. Io sono una persona per bene, non sono un mafioso e non vedo per quale motivo debba essere associata a questa cosa. Che ci sia un problema di classe dirigente. Tu sei un mafioso? Spero proprio di no. Mi viene proprio difficile immaginarti tale. Per cui... La mafia delle acciughe. Sì, poi questi mi hanno... Vabbè, vi svelo una cosa, mi hanno fatto trovare una testa di pesce spada nel letto. Pesce spada? E poi come Fantozzi ho scoperto... Pesce spada è anche pericolosa, diciamo. Ecco, appunto. Poi come Fantozzi ho scoperto di essere un maniaco sessuale ittico. Quando gli mettono la piovra nel film, cos'era? Fantozzi va in pensione, mi sa. O Fantozzi subisce ancora, che lui faceva il giudice popolare. Il problema sempre di dirigente è inequivocabile, però dato che l'amico Mimmo sempre insomma ha un po' anche la critica facile, dimmi se non sbaglio sul discorso autonomia. Sì. Io dico che purtroppo bisogna porcarsi le mani, che noi cittadini purtroppo, lo so che in certi parti d'Italia è ancora più difficile rispetto in altre, però non bisogna più accontentarsi. Su questo ha ragione Mimo. Sì, siamo d'accordo, ma dire che la colpa sia di uno solo è... Scusa, scendiamo al bar. Anche perché se me allora cominciamo a elencare anche purtroppo la campagna non mi sembra che se la passi bene e per tanti motivi, in primis la sanità. Detto questo, ritorno a dire, il problema di classe dirigente c'è in questo paese, assolutamente, non si risolve. Ora Schifani non mi sembra che sia da impallinare perché è arrivato, diciamo, il suo primo mandato ancora, quindi insomma ha da fare e da lavorare. Adesso, fra parentesi, all'assessorato all'agricoltura è stato messo un ingegnere idraulico. Per una volta spero che sia una persona competente, una persona che almeno sa di cosa si parla e abbia studiato un po' di materia, quindi vediamo se ci saranno dei risultati. C'è da dire che lo Statuto Speciale della Sicilia è uno Statuto Speciale, diciamo, molto che avremo tutti e vorremmo tutto lo Statuto Speciale della Sicilia, perché è un problema che è uno Statuto Speciale che responsabilizza poco, perché poi alla fine riesce sempre a pianare con i soldi che arrivano dall'altra parte dell'Italia. Questo è il grande problema, che non è uno Statuto Speciale virtuoso che ti dà la possibilità. Il problema grosso è che ci rimettono i cittadini che continuano ad avere disservizi terrificanti. Questo ha perfettamente ragione Mimo, perché la Sicilia ha un potenziale sempre enorme e sempre inespresso, soprattutto per quanto riguarda il mondo agricolo, il primario, un giardino meraviglioso con dei territori fantastici che potrebbero essere veramente le primizie d'Europa, altro che Spagna, penso tutta la parte centrale, la parte legata al mercato di, non viene più il nome, amico mio, tu che sei siciliano, o almeno Vittoria, bravo, mercato di Vittoria. Quella è tutta zona di pomodoro, serre. Organizzata anche lì, però è un posto meraviglioso di serre dove praticamente dovrebbe rifornire tutta Italia e anzi, invece molte volte è più costoso portare le materie, i prodotti del primario dell'agricoltura in continente, in Italia, rispetto a prodotti che vengono dall'altra parte del mondo. Questa è una cosa terrificante.
Sì, ma infatti però guarda... andare a dire che è colpa della centrodestra mafioso e generalizzare così, sono d'accordo con te, Antonino, un po' mi sembra una forzatura, mi sembra. Sì, no, c'è sempre questa idea che quando vince il centrodestra è sempre la vittoria della mafia, va bene non proprio, cioè possiamo uscire da questa contrapposizione a bar che No, sarebbe anche il perché caso. poi vedi cadere giunte a altre cose di centrosinistra e non ce lo scordiamo sempre, no? Insomma, Sì. succedono scandali, poi quando succedono il centrodestra è quasi endemico, no? Sì. Poi purtroppo vi dico la verità, che ci siano dei voti ancora largamente clientelari, e purtroppo però finché, ora ve lo dico chiaramente, guarda, me ne assumo responsabilità da cittadino, purtroppo finché il voto rimarrà, quello mi ha risolto un problema, lo voto, cavolo, non andiamo da nessuna parte, ragazzi. E il problema è che in tante parti d'Italia, ma anche al nord, purtroppo funziona così, andiamo a votare le persone non perché sono comportate bene dal punto di vista amministrativo, ma perché ha sbrigato a me. No, non va bene. Non deve essere così, non deve essere così. Deve esserci libero accesso alle istituzioni di tutti e uno non deve andare avanti perché conosceva un consigliere regionale o un parlamentare, se me non andiamo da nessuna parte. Vai. Appunto, così dovrebbe essere. Bene, si sono fatte le 18, 51 minuti e 32 secondi, i nostri telefoni sono ancora aperti. Assolutamente, sì, se qualcuno vuole intervenire, ti volevo leggere una Dimmi. notizia che ho trovato sul Sole 24 Ore, via libera UE a 1 miliardo per i danni da maltempo in agricoltura. La Commissione europea ha approvato sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato lo stanziamento di 1 miliardo di euro da parte dell'Italia a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'obiettivo del fondo è sostenere investimenti volti al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle calamità e indennizzare le imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i danni subiti. Il regime di aiuti è aperto alle imprese di tutte le dimensioni e resterà in vigore fino al 1 maggio 2027. Secondo la Commissione europea l'aiuto è proporzionato e avrà un'incidenza limitata sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre produce effetti positivi che superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza. Quindi ogni tanto qualche ragionamento, diciamo, che ingrana la comunità europea c'è. Insomma, aiutare i nostri agricoltori sotto l'acqua non è agevolare o andare a danneggiare il sistema e il mercato libero europeo. Quindi, insomma, bene, notizie che confortano. Poi bisogna spenderle, bisogna farle arrivare in campo però questi soldi. Bene, molto bene. Allora, si sono fatte le 18, 53 minuti e 5 secondi e in particolare noi ora ci avviamo a chiudere questa parte di trasmissione. Raccontami un po' come va a mare. Ma perché tuo padre non lo portiamo mai in trasmissione? Mio padre sarebbe onorato. Mi hai rotto i cabasisi, guarda, perché ogni volta che ne parliamo, sì, poi vediamo. Promesse da marinaio. Perché ho paura, dato che lui è più bravo di me in tutto, mio padre, lo ammetto, mio padre è più bravo, è il più grande comandante, pescatore del Mediterraneo, mondiale, ha insegnato a tutti, ha lavorato, viene conclamato, almeno lasciami il fatto che sono in radio, perché se poi arriva qua ed è più bravo e ammaglia i radioascoltatori con i suoi racconti, io alla fine cosa faccio? Non la faccio più la trasmissione. Quindi, vabbè, ecco. Ma noi non l'ho capito io, scusami. A maggior ragione, parliamo un attimo di pesca. Che lavori state facendo? Mo siete fermi, no? No, adesso hanno ricominciato la stagione alla bella e veneranda età di 77 anni, andiamo per i 78 il prossimo anno. Ha deciso di andarsene giù a Piombino, quindi ha riarmato l'imbarcazione, quindi si è spostato dal porto di La Spezia e se n'è andato a Piombino, dove c'è ancora un po' di pesca, quindi sono a pescare l'isola d'Elba, tutte le barche di Lampara, e la pesca, gli stocchi ittici, i banchi di acciughe si sono spostati in quella zona, quindi lavoreranno ancora qualche mese, un mesetto circa lì. Comunque ha passato un tempo terrificante. Ecco, una cosa molto interessante da dire ai nostri radioascoltatori, perché pensate che nella mia Liguria, io ho girato in quest'ultimo periodo, non so se ve l'ho detto, tanti alberghieri italiani, sono andato in posti meravigliosi, ho girato posti di mare, fra parentesi, uno dove ho trovato i ragazzi più preparati, indipendentemente che sia del nord o del sud, è stato in Trentino, dove sapevano più specie ittiche marine in Trentino rispetto a ragazzi magari che avevano l'alberghiero sito ubicato di fronte al mare.
Però detto questo, cerco sempre di spiegare la stagionalità e soprattutto di guardare il tempo. Ecco, quando vedete queste perturbazioni terrificanti, vedete questo mare, soprattutto quando vedete il mare, mareggiata, e ho tanti amici che mi dicono, ma cioè, hai 2 acciughe, perché, oppure ci sono le acciughe in giro. Dico, ma ragazzi miei, ma l'avete visto che c'è una settimana che ci sono i surfisti in spiaggia perché è una mareggiata stile quando vedi mercoledì da Leoni. Bravo, ecco, tipo Point Break, che invece è più anni 80, alla Point Break. No, vedi che servo a qualcosa anch'io in questa trasmissione, cavolo. Porca vacca. Il mio Antonino a transistor. Ecco qua, a posto. Andiamo avanti. E quindi molte volte non si sa, cioè non si capisce che il prodotto ittico è legato alla pesca, la pesca è legata al tempo. E quindi a volte serve anche un po' un ragionamento in più. Lo so che, e quindi a volte uno si lamenta, non si trova il prodotto ittico. Ragazzi, ma quando c'è brutto tempo, se volete un prodotto fresco, e negli ittiturismi che funzionano, ad esempio, che mi piacciono tantissimo, disseminati in certe parti d'Italia, quelli onesti che lavorano col proprio prodotto, col prodotto locale, quando c'è brutto tempo, la mareggiata, mettono un bel cartello, chiusi per brutto tempo, perché come è chiuso, come la barca non va in mare, è chiuso anche il ristorante che lavora con la barca. Ecco qua, c'è poco da aggiungere. È che purtroppo ormai la gente, secondo me, guarda troppi reality ed è troppo poco nella realtà. Sì, ma la gente ormai, io seguo una pagina che credo sia una pagina che dovrebbe meritare il premio Nobel per la letteratura, ed è insultare su TripAdvisor. Su TripAdvisor. Ecco, insultare su TripAdvisor è una pagina meritoria, perché si vede appunto tutta questa gente che parla credendo di venire da chissà quale grande scuola, e poi invece avrà visto forse il programma di Cannavacciuolo, quello dove lui va a rimettere in piedi ristoranti sgangherati. Parlare, te l'ho detto, ecco, è successo 2 settimane fa. Ecco appunto, si sente il pesce, lo sente il mare, adesso è buono, addios. Ecco, quei programmi là. Poi è gente che non sa fare o col culo del bicchiere e dovrebbe essere in grado di capire quello che ha detto adesso Lorenzo, perché se c'è la mareggiata e la barca non esce e pesce non ce n'è, è inutile che tu vai là e poi il ristorante è tutto pesce, ambiente cheap, ho chiesto un'orata da 1,5 kg, ma mi hanno detto che non era giornata perché c'era maltempo. Dovreste fare delle scorte per avere del pesce per i clienti. 1 stella. Cioè, perché poi quello ragiona così, non è che dice... Ma il bello, lo sai cos'è la cosa terrificante? Che poi tutta questa gente va a mangiare rumenta, purtroppo a volte, come penso che sia la maggior parte dei ristoratori onesti e lavorino con il prodotto e dicendo che prodotto è, però diciamo che è molto facile fare il gioco delle 3 carte e quindi a volte puoi benissimo dire e quindi sono quelli che poi vengono perculati e magari si mangiano veramente il persico, si mangiano il pangasio, dicono, ho mangiato un pesce meraviglioso, pescato qua davanti, il persico, cioè ti rendi conto che è così. O il pangasio, dici chiedigli di presentarsi, mi chiamo Ciuciolin, vengo da Vietnam, grande paese Vietnam. Questa è un po' razzista, hai fatto la vocina un po' troppo esagerata. No, è che sono vecchi ricordi degli anni 60-70, ora dovrebbe partire Fortunate Son dei Creedence Clearwater che è anche la sigla di Aria Fritta, però lo mettiamo la prossima volta, bellissimo. Sì. Ne ho viste di peggio in Vietnam, per cui voglio dire, prego dottore, sono le 18. Io dato che mi dileguo perché ho paura della prossima parte della trasmissione, dato che sono un povero pescatore ignorante, privo di cultura, e quindi io quando cominci questa parte della trasmissione e così cominciate a parlare d'arte e vi date questo tono, diciamo così, altisonante e parlate delle lucubrazioni dell'anima. Quel tono altisonante, guarda, poi ti dico in privato come si dice in siciliano, prego. E quindi andate su queste elucubrazioni dell'anima, su queste Signorino William, che è? Il principe di Bel-Air, che roba è? Zucchino. Alla voce di Jeffrey sembrava, dici. Comunque, lo so, ma io lo so fare alla perfezione, Jeffrey. Il grande Jeffrey. Cosa preferisce, signorino Lorenzo?
che era anche della sessualità ambigua, Jeffrey. Non capivi, era una persona che se andava a vela o a motore. Non si capiva, era una persona alquanto fluida per l'epoca, perché non riusciva a capire se preferiva i maschietti o le femminucce. Ma nessuno ci faceva caso. Nessuno ci faceva caso, però era asessuato, ecco, possiamo dire una cosa di questo tipo. Le sembrerà, signorino William. O era il doppiaggio, può darsi che era il doppiaggio. Comunque, detta questa cazzata, vi lascio, dato che vi lascio la parte culturale della trasmissione, che naturalmente io penso l'abbia voluta mettere apposta, Antonino, perché vuole mettere la parte agricola, farmer, quella dura, e poi adesso si lascia e fa capire che oltre l'agricoltore che ha lasciato nella terra di Sicilia e con la sua moto zappa a benzina a miscela, c'è anche l'animo. Al 5%. 5% c'è anche l'animo della persona docile. La persona la persona sensibile, quella che che tintilla l'animo, Esatto, quel titilla l'animo, la titilla e soprattutto pensa la poesia di declamare una dolce poesia di un poeta, mentre la motozappa con quell'unico pistone 2 tempi sta scavando innanzi a te. E tu tiri un bel solco nella campagna. Basta con le sostanze psicotrope dalla prossima puntata, mi raccomando. Ci sentiamo il prossimo venerdì, sempre su Radio Libertà per Chilometro Zoom. Arrivederci a tutti. Arrivederci, pausa e adesso Claudia Ashley, C'est la vie 1977, a tra poco. A te la linea, Antonino. Grazie Lorenz, l'anno era il 1977, lei era Claudia Ashley e la canzone C'est la vie, le 19:50, le 19:04 minuti
e 59 secondi, 19:05 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ma adesso è il momento di parlare di arte. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con Ale Musella, che tra un po' dovrebbe essere pronto al telefono, ma abbiamo tempo per poter entrare in contatto con lui. Noi non siamo alle volte fortunati con i telefoni e questo dovrebbe far riflettere sullo stato dell'infrastruttura telefonica in questo paese, veramente. Però eccolo, l'abbiamo trovato. E allora, Ale Musella, palesati, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, senti, ma io avrei voglia di fare business investendo nell'arte. È una cosa giusta? È cosa buona e giusta secondo te? È cosa buona e giusta, assolutamente sì. Beh, ovviamente io sono di parte, per cui potrei essere fazioso, però a prescindere da questo è un po' di anni che comunque l'investitore tradizionale, quello che è più abituato a giocare in borsa o comunque sia magari a collezionare orologi o macchine o quant'altro, invece si sta piano piano avvicinando al mondo dell'arte con la differenziazione dell'investimento. Allora, quando si parla di investimento nell'arte bisogna comunque avere una buona capacità conoscitiva dell'argomento, fidarsi e affidarsi ad alcuni consulenti che possano far comprendere che cosa vuol dire investire, quanto investire e poi che termini di redditività si può avere. Perché sennò ci sono tantissimi galleristi o presunti tali che parlano di investimenti su, con tutto rispetto, emergenti, quello che diciamo sempre, no? L'emergente è colui che si approccia al mercato dell'arte. Ora, può avere anche appunto 60 anni, come ne può avere 20. Se non c'è un percorso ben delineato, il famoso coefficiente, che è quello che poi denota l'investimento, no? Per cui se io faccio un investimento pensando che l'opera che io vado a comprare andrà ad aumentare di valore, lo faccio perché comunque ha un coefficiente iniziale che può crescere. E come abbiamo detto tante volte, la crescita del coefficiente è qualcosa che quando tu la spieghi a chi si avvicina al mondo dell'arte diventa anche più semplice per lui comprendere come seguire l'artista che gli piace e come capire quando sta crescendo e in che maniera sta crescendo. Abbiamo sempre detto, dipende dai cataloghi, dai testi, dalle mostre, insomma ci sono dei parametri che sono anche abbastanza semplici poi da seguire una volta che si hanno. Se il percorso però non è stato delineato, per cui l'Italia è un paese di artisti, no? Ultimamente chiunque, cioè, ne sento fin troppi, no? Il termine artista è anche fin troppo abusato. Nel mondo dell'arte, ti ripeto, conosco quelli che sono storicizzati, quelli che comunque sono già quotati, quelli che si stanno approcciando. Però quello che ti dicevo prima, il problema grosso di alcuni galleristi è che pur di vendere ti dicono questo qui guarda che sicuramente crescerà. Ora, io parto sempre dal presupposto che la bacchetta magica non ce l'abbia nessuno. Per cui, certo, nonostante si possa far crescere il parametro di costo del coefficiente, appunto, è il mercato che poi ti dice se hai ragione o meno, e soprattutto più che il mercato è chi tira fuori i soldi. Perché tu puoi chiedere quello che vuoi di un'opera, se secondo te vale quello che tu chiedi, no? Soprattutto se parliamo di storicizzati, se parliamo di arte moderna, no? Di Schifano, di Rotella, di Picasso, di Andy Warhol. Come ho sempre detto, bisogna sempre vedere, sono tutti artisti che hanno prodotto tantissimo, per cui non è sufficiente avere il nome per far sì che uno abbia un'opera che abbia un valore alto o che possa crescere. Sotto questo punto di vista bisogna capire che serie è, quando è stata fatta, che soggetto è stato fatto. Per cui sono tutte cose che tranquillamente si possono valutare insieme a un consulente che lo faccia di lavoro, il concetto di rimanere nel mondo dell'arte. Il consulente normalmente però può essere un gallerista, ma anche no. Come ti dicevo prima, molti galleristi invece ti dicono appunto compra questo che sicuramente cresce. Il problema di fondo oggi è che quando tu compri un'opera d'arte
la devi comprare perché ti piace. Per cui entra in secondo piano il fatto che domani potrebbe costare di più, anche perché in alcuni casi potrà arrivare anche a costare di meno, perché se l'artista smette di lavorare e poi non è più seguito adeguatamente, tu puoi anche avere un effetto contrario, cioè hai comprato un'opera a 20.000 euro e poi invece te la trovi a 7-8.000. Per cui bisogna veramente fare attenzione sotto questo punto di vista. Fortunatamente adesso noi stiamo iniziando a lavorare con dei fondi di investimento legati al mondo dell'arte e con dei private banker che hanno una richiesta da parte dei loro clienti di differenziare. Allora, differenziare cosa significa? Se tu hai 100, normalmente quello che io consiglio è investi 5, perché comunque è un mondo nuovo, è un mondo che ti può affascinare, ma è anche un mondo che ti può non piacere. Per cui entrare nel mondo dell'arte da collezionista, per cui comprando l'opera giusta e imparando a conoscere il mondo, appunto l'universo arte, però ti permette anche di entrare in un'atmosfera che è particolare, per cui il famoso vernissage dove la gente arriva magari per bere, per mangiare, che è quello un po' della Milano da bere, è una cosa di un certo tipo. Nel momento in cui entri da collezionista ti si aprono delle porte diverse, per cui puoi andare a vedere delle fiere con un atteggiamento differente, puoi avere accesso a determinate serate, a determinati ambienti, ma proprio perché non sei il solito curioso, ma sei una persona che sta entrando in quel mondo e per cui diventa anche molto piacevole, soprattutto per chi magari ha una buona disponibilità economica e, scusatemi i termini, si sta annoiando. Perché la cosa grossa che succede spesso è che chi si avvicina a un mondo, come può essere quello dell'arte, lo fa anche perché trova qualcosa di stimolante, qualcosa di nuovo da poter seguire, rispetto magari a semplicemente un discorso finanziario, oppure compro un immobile, compro una macchina. La macchina può essere considerata anche lei un'opera d'arte, perché parliamo di collezionisti, per cui anche in quel caso cosa succede? Che vai ai raduni, insomma, entri anche lì in un mondo fatato che tu conosci molto bene, tu sei un alfista se non sbaglio. Esatto. Mi hanno invitato tra l'altro per il 1° novembre all'Alfa Blue Team a Settala, dove appunto ci sono alcune di queste vere e proprie opere d'arte firmate dalle migliori carrozzerie italiane, perché solo in Italia noi abbiamo avuto l'epopea e l'epica delle carrozzerie che erano sartorie per l'automobile, perché un'auto uscita carrozzata farina, castagna e così via è come un vestito su misura, non è un'automobile, è un'altra cosa. Prego, scusami. No, anzi mi fa piacere ascoltare anche il discorso dell'automobile, perché questi fondi con i quali adesso stiamo iniziando a dialogare hanno addirittura dei fondi che sono stati dedicati alle auto, perché comunque l'auto è un settore da collezione molto importante, che forse è più facile, anzi sicuramente è più facile gestire un investimento e un acquisto nel mondo dell'auto piuttosto che nel mondo dell'arte, perché nell'auto è facile capire che macchina è, quante ce ne sono sul mercato, in che condizioni è. Diverso invece è il mondo dell'arte, perché ci sono tanti falsi, veramente nel momento in cui ci si approccia non è sufficiente che il gallerista ti dica te lo dico io, non ti preoccupare, questo è un buon investimento. Proprio se è un buon investimento dovrebbe avere la capacità di spiegarvi anche come capirlo e come potrebbe crescere, ma poi, come vi ho detto inizialmente, quando comprate arte, a meno che non siano pezzi da prendere e mettere nel caveau, e la maggior parte dei collezionisti non parte da quel livello lì, per cui succede che uno lo prende inizialmente perché gli piace, perché se lo mette in casa. Poi successivamente potrebbe anche pensare di rivenderlo, ma il concetto base dell'investimento e della crescita è legato proprio all'unicità dei pezzi. Ti faccio un esempio: nella scultura abbiamo sempre detto che possono essere 8 su 8-9 pezzi e sono sempre considerati opera prima, perché in passato quando si usavano gli stampi, dopo 8 riproduzioni si spaccavano. Allora questo è il codice che oggi viene riletto come opera prima, non più di 9 più 3 opere su 3 prove d'artista. Allora questo vuol dire che tolte quelle 9,
l'artista tu devi avere la certezza che non ne faccia più di quella serie lì. Allora il tuo diventa un pezzo unico che puoi rivendere. Perché? Perché ce ne sono 9 al mondo e se uno vuole quello deve venire da te e il prezzo lo fai tu. Per cui non c'è più un prezzo di listino, ma c'è un prezzo che fai tu perché se non gliela vendi tu lui non può andare a prendere da nessun'altra parte. Per cui questo deve essere molto chiaro. Perché se tu vai a prendere invece opere che sono multipli, per cui migliaia o centinaia di pezzi, ovviamente tu hai un pezzo che comunque non avrà mai la possibilità di crescere. Ci sono tantissime serigrafie, stampe, anche firmate molto belle di Dalì, di Picasso, che però sono stampe che sono state numerate con una numerazione altissima, per cui uno dice ma io ho la firma di... E ragazzi miei, però come ho detto prima, non è sufficiente, perché anche le sculture, per esempio, di Dalì, che adesso vengono riprodotte, autorizzate dalla fondazione, possono rischiare di diventare dei bei soprammobili. Perché? Perché non sono firmate da lui, perché non sono state autorizzate direttamente da lui, perché comunque c'è un discorso speculativo alle spalle, che più ne fanno e più ne vendono più ci guadagnano, per cui insomma sono tutte queste cose qua che con molta calma uno si siede e riesce ad entrare e a capire che cosa vuol dire investire dell'arte. Senti, si dice sempre che il mercato dell'arte, ecco, per citare un po' l'architetto Melandri in Amici miei, atto secondo, dice io ho un paio di trumoncini del 500, ogni anno aumentano di valore. Ma il mercato dell'arte è vero che cresce sempre o è soltanto una leggenda metropolitana? Allora, alcuni pezzi crescono. Perché? Perché comunque l'unicità nel momento in cui, poi ricordi una cosa, che l'arte muore nel momento in cui si smette di parlarne. Per cui ci sono degli artisti che hanno fatto la storia dell'arte moderna o del Novecento che magari non hanno una fondazione alle spalle e per cui rischiano di andare nel dimenticatoio, che però sono nomi importanti come possono essere Sironi, come può essere lo stesso Guttuso, che l'abbiamo citato tante volte, che però poi si trovano in difficoltà e per cui oggi è brutto da dire, ma chi ti ha detto negli anni 70 compra un Guttuso perché è un ottimo investimento e ha fatto bene a farlo, adesso invece però ci sono persone che hanno pagato 70 milioni di lire un quadro che adesso vale, o quantomeno che il mercato oggi si compra o comprerebbe a 6.000 euro, capisci? Per cui anche quello è colpa, o comunque la colpa è di chi non è in grado di gestire l'immagine e le opere degli artisti che non ci sono più. Per cui bisogna sempre fare attenzione. Perché per esempio la Marilyn Monroe Blue Shots, quella che è stata venduta 2 anni fa a 195 milioni, è un'opera unica, speciale, tra l'altro lei è proprio specialissima perché un'amica di Andy Warhol era entrata nella factory e aveva sparato in fronte a Marilyn Monroe, alla litografia, alla serigrafia, per cui riparano leggermente il buco, senza buttare via il quadro, ed è per quello che quella è diventata ancora più unica. Perché? Perché si chiama Blue Shot, perché è blu, lo sfondo è blu, e shot perché comunque gli è stato sparato. Per cui quella è un'opera unica che manda sempre più a salire di prezzo, ma perché? Perché paradossalmente l'unicità è proprio data dal buco fatto dal proiettile. Poi ci sono artisti come appunto Andy Warhol, come abbiamo citato adesso, che qualsiasi cosa firmassero comunque acquisiva un certo tipo di valore. Ora, lui era il mago della serigrafia, per cui le sue la maggior parte sono tutte riproduzioni. Ovviamente una firma autentica rispetto a una stampata, anche quello denota un prezzo rispetto all'altro. Però di Marilyn sono state 9 quelle che lui ha creato e qui anche in quel caso lì ci sono tantissimi poster in giro, perché ricordatevi che pop art vuol dire popular art e l'intento di Andy Warhol era proprio quello che tutti potessero avere un suo pezzo in casa, e alla fine dei conti ci è riuscito, perché tolti le aste milionarie chiunque può avere un poster della Campbell o della Marilyn in casa. Quindi diciamo che anche lui ha applicato e portato fino alle estreme conseguenze il concetto che nel futuro
saremo tutti famosi per 15 minuti, solo che i suoi 15 minuti si sono dilatati alla grande. Sì, beh, ma perché comunque lui era una contestualizzazione, anche qua, tutto quello che ha fatto Andy Warhol in 50 anni prima della sua morte nell'87 deve essere contestualizzato. Lui è stato il primo a fare tante cose, per cui le stesse cose che io vedo fare oggi, che sono simili se non uguali a quelle che fa lui, non hanno nessun tipo di valore, nel senso che non sei Andy Warhol e quantomeno lo stai facendo nel 2024 con delle tecniche completamente diverse e soprattutto in un periodo dove tutto si può fare, mentre invece lui ha inventato determinate cose, ha ripreso il concetto della serigrafia che c'è sempre esistito, però lui proprio ne ha fatto il suo punto di partenza e il suo punto forte, capito? Per cui insomma va sempre analizzato il tutto. Guttuso, ti ho detto, ha avuto il problema di non essere stato in grado di attualizzarsi quando è arrivata la pop art, perché lui era estremamente impegnato nelle cose che faceva, aveva una scuola, aveva un'accademia alle spalle e infatti si è trovato proprio a disagio e non è riuscito a correre coi tempi, cosa che invece uno Schifano invece è stato capace in 45 anni di modificarsi in maniera camaleontica, ed è per questo che nell'investimento, parlando di Schifano, lui ha prodotto tantissimo, ci sono delle serie che valgono centinaia di migliaia di euro e ce ne sono alcune che valgono qualche migliaia di euro, per cui anche lì Schifano sì, ma bisogna dire cosa e dove, capito? Senti, ma volendo investire, diciamo così, 10.000 euro, pittura o scultura, tanto per cominciare, poi chi? Allora, la scultura con 10.000 euro ci compri un po' poco, perché comunque sulla scultura tu parti dal presupposto che dipende da come è fatta. Se la scultura principe è fatta in marmo o in bronzo, per cui già se parti dal presupposto di avere quel tipo di materiale, hai già un punto di partenza che costa, che è proprio il materiale, che ha un certo tipo di valore, per cui per investire in una buona scultura devi andare sopra i 30, se vogliamo parlare di investimento. Mentre invece sulla pittura è diverso, sulla pittura dipende sempre, perché sai, la pittura è sempre comunque più semplice, perché anche un figurativo, un astratto è proprio il nome dell'artista, la tela e anche il materiale relativo, quello che hai speso, no? Per cui comunque parti da dei concetti diversi. Se dovessi dire di investire adesso in qualche emergente, ti ripeto, qualche scultore c'è che ha ancora margini di crescita, qualche pittore sicuramente c'è, posso citare, non so, Marco Oss, che ha un background di tutto rispetto, che adesso sta prendendo il volo, e comprare adesso una sua opera significa che ha un prezzo decisamente abbordabile. Ecco, su di lui posso dire che da qui a 3 anni, ma proprio perché sta iniziando un percorso di un certo tipo, su quello ho la certezza che andrà a salire, perché comunque parte basso, capito? Per cui se lo merita, e c'è un percorso che è stato designato per lui. Adesso ho fatto questo esempio, ma ce ne sono anche tanti altri. Ecco, capito. Se dovessi dire una cosa, ecco, dimmi. Se vi capita di trovare delle copertine di Interview, che era questa famosa rivista degli anni 60 che aveva inventato Andy Warhol con 5 suoi amici, che le copertine erano appunto traevano delle persone più famose di tutti i vari settori, per cui c'era la corsa a voler essere messi in copertina, la famosa intervista, appunto Interview, la prima la gestiva Andy Warhol, e come ti dicevo, la prima domanda che faceva a questi personaggi importantissimi è che cosa mangia a colazione, no? Proprio per togliere il muro tra l'ammiratore e la pop e la star. Ecco, queste qui ovviamente sono state fatte tantissime, migliaia di copie, però sotto questo punto di vista Andy Warhol è stato un po' remida. Perché? Perché una copia con la sua firma ha un buon valore, e siccome non ce ne sono tantissimissime, se uno ha la possibilità di comprarla ancora bene, quella andrà sicuramente a crescere. Ecco, ti dico proprio un prezzo specifico, poi ce ne sono tanti altri, però questa è una cosa che vi sento di consigliare. Se trovate le copertine o le riviste Interview di Andy Warhol firmata con la sua firma sulla copertina, prendetele. Senti, ma una domanda che però esula dalla conversazione di questa sera, però io volevo
il tuo parere. In questi giorni c'è molta polemica e anche dei discreti sfottò in quel di Napoli per la statua che ha sostituito la Venere degli Stracci. C'era questa statua, appunto, la Venere degli Stracci, un barbone ha avuto la felice pensata di darle fuoco, è stata messa una copia, ma dopo la copia si è deciso di fare un altro monumento. Questo coso dovrebbe essere un monumento a Pulcinella o Arlecchino, non ho capito bene, solo che la sua forma, diciamo così, è un po' una, morfologicamente parlando, viene accostata da alcuni al fallo dell'uomo. Allora, la domanda è, quando è che è arte e quando è che invece ci si espone al ridicolo? Perché un'altra delle statue, per esempio, che fu molto oggetto di polemiche, è la statua che infelicemente è dedicata, a mio modesto avviso, davanti alla stazione Termini a San Giovanni Paolo II, che più che altro, siccome ha questa grande apertura, questa grande cavità, qualche barbone all'inizio pensava di poterci andare a fare i bisogni. Ecco, ma fino a che punto è arte e dopo comincia l'imbarazzo? Allora, vedi, questo qua ne parliamo di Gaetano Pesce, no? Per cui il compianto, lui era un grandissimo designer e si era avvicinato anche al mondo dell'arte. Probabilmente se fosse in vita non l'avrebbe gestita in quella maniera lì, perché è inevitabile che lui dovrebbe essere un Pulcinella stilizzato, però come tutti quanti hanno notato sembra veramente un fallo, per cui è ovvio che si presta. Sembra il monumento a Rocco Siffredi, no a Pulcinella. Ma sì, ma poi tra l'altro se poi lo chiami anche tu sì una cosa grande, capisci che poi diventa anche la sì, te la chiami da solo, diciamo. Cioè, capito, te la canti e te la suoni, cioè nel senso che poi siamo nel paese in cui, nel mondo in cui basta che se ne parli, e per cui se non ci fossero stati questi sfottò probabilmente sarebbe passata in secondo piano o in sordina. Però ecco, ci deve essere anche un limite, per cui molti dicono ma questa è un'opera d'arte, così la voleva Gaetano Pesce. Non è vero, se ci fosse stato lui non avrebbe mai tirato su una roba del genere, e questo basta vedere le sue opere di design, per cui dei divani. C'è un divano bellissimo che ho postato l'altro giorno che parla di New York al tramonto. Sono oltre 50 pezzi che hanno creato questo divano, che è la collezione, per cui anche lì erano numerate. Se tu guardi lo stile e la bellezza di quel divano, non c'entra assolutamente niente con quella, passatemi il termine ironico, cazzata che è stata messa a Napoli. E meglio non si poteva dire. Senti Ale, noi ci ritroviamo allora il 18 ottobre, sempre su queste magiche onde. Che dire di più? Grazie come sempre. Grazie a te e buona serata a tutti. Buona serata a te. Allora, bella gente, adesso noi ringraziamo come sempre Ale Musella, perché a quest'ora della sera ci sta il venerdì discutere un po' di arte, e noi ce ne andiamo in pausa. Ci sentiamo Andrea True Connection con What's Her Name, What's Her Number del 1977, e poi da quel momento il telefono è aperto allo 0292947222. A tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Te la linea, Antonino. Grazie Lawrence, le 19:32 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, Zoom il chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, ma noi abbiamo già una telefonata allo 0292947222, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, ben trovato, dici tutto. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, tout bien? Ça va bien, monsieur. Oh là là. In Zoom il drive Michele, il mio francese è un pochettino limitato, quindi non ci provare più del giusto perché io non ho molta pratica col francese. Vabbè, vai pure. Dicevo, Zoom, il drive time mezzo fatti insieme a te, Antonino, su Radio Libertà, la Talk Radio, e dunque non può mancare il punto di Michele Caruso. Vai. Sotto il sole, il platone infangato per l'umidità della notte, Pontida anche quest'anno ha accolto il popolo della Lega, riunito per il raduno del partito nel paesino della Bergamasca, iniziato con il tradizionale omaggio ai volontari della Lega che sono scomparsi. L'edizione numero 36 è di certo quella con più ospiti stranieri per via delle delegazioni di partiti europei che hanno accolto l'invito del segretario Matteo Salvini. È proprio il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, in camicia bianca e con lo sguardo rivolto alle foto dei militanti morti, ha dato il via alla manifestazione tout court. Tra gli interventi ascoltati, quelli di Salvini e del leader dei giovani Luca Toccalini, presente anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Tra gli interventi quello del premier ungherese Viktor Orban, Marine Le Pen ha mandato un videomessaggio, sul palco gli altri partiti che guidati da Orban sono confluiti nei patrioti d'Europa, distanziandosi ancora non solo dai popolari ma soprattutto dai conservatori di Giorgia Meloni. Dal portavoce di Vox, José Antonio Fuster, all'olandese Geert Wilders, dal portoghese Andrea Ventura e di Sega all'austriaca Marlene Svatek di Filippo. Tra le bandiere che sventolavano sono prevalse quelle venete del Leone di San Marco, alcune asburgiche di militanti friulani e una gigante dei leghisti di Livorno. Sotto il palco anche un maxi striscione di leghisti lombardi con una scritta riferita ai problemi giudiziari del capitano, a difesa i confini, Crema e Cremona uniti per Salvini e le foto del leader. La prima Pontida è del 1990, a volerla fu Umberto Bossi, il fondatore dell'allora Lega Nord. Per Salvini segretario, la prima edizione è del 2014. È un militante di Lanobianza, sommare sulla maglietta rigorosamente verde le due istanze di giornata. Da un lato la scritta Italia non è una e non lo sarà mai, e dall'altro Salvini ha processo l'Italia scivolata nel cesso. Altri girano con una pettorina blu e la scritta giù le mani da Matteo Salvini. Del resto lo slogan dell'edizione 2024 di Pontida è proprio difendere i confini non è reato, che tappezza il palco al centro del Pratone. Di lato resta la scritta padroni a casa nostra di memoria bossiana. Ecco, io direi che Salvini è a processo, rischia 6 anni di carcere italiane, soltanto perché ha voluto difendere i confini e tutelare la sicurezza dei cittadini. Bisognerebbe farsi un esame di coscienza. Un tuo parere, Antonino, da Michele Caruso, buona serata e buon weekend. Allora Michele, guarda, c'è poco da dire. Pontida è naturalmente il riflesso della storia, del cammino compiuto da questo partito. Quindi è normale che sia partito, perdonate il gioco di parole, in un certo modo e abbia avuto una sua evoluzione fino ad arrivare alle attuali istanze, all'attuale situazione. Tu dici giustamente che il povero Salvini rischia 6 anni di carcere. E perché li rischia? Li rischia perché ha detto di no. Perché sostanzialmente ha fatto il suo mestiere, il mestiere per il quale era pagato, cioè il ministro dell'interno. Può piacere o non piacere, ma quello era il suo mestiere e lui l'ha fatto. Doverlo portare a processo, qualunque sia l'esito di questo processo, naturalmente finisce per creare un gravissimo precedente. Perché domani un ministro dell'interno, prima di prendere le decisioni che ha preso Matteo Salvini, ci penserà non una, ma 50 volte.
E qui dobbiamo forse capire una volta per tutte chi è che decide cosa. Il ministro dell'Interno ha garantito comunque il cibo a quelli che erano sulla nave della Guardia Costiera? Sì. Ha garantito l'assistenza? Sì. Ma aveva il diritto di respingerli. Lo aveva questo diritto. Lo ha esercitato? Sì. Non lo si può portare in tribunale per questo. Gli stati hanno il diritto di disciplinare l'immigrazione. Ma immigrazione non vuol dire accoglienza automatizzata, perché se no domani vuol dire che qualunque scafista può tranquillamente armare l'ennesima barca, farla arrivare fin dentro il porto di Catania, dico per dire, e quindi venite tutti qui. E diventa un po' come quel libro del 1973, Il Campo dei Santi. Se vi capita, leggetelo. Il Campo dei Santi è una specie di prequel ideale di sottomissione. L'autore non è lo stesso, ora non mi ricordo chi è, adesso vi dico anche chi è. Il Campo dei Santi 1973, ora vi dico chi è, perché anche lui, come Michel Houellebecq, dopo Sottomissione, ha abiurato a questo libro. Ecco, l'autore del libro è Jean Raspail. Jean Raspail nel 73 scrive questo libro, e che libro è particolare. È un libro che dal 1973 si ambienta negli anni 90, e negli anni 90 lui immagina che a un certo punto, guidate da una sorta di santone invasato che ha una serie di visioni molto particolari, un'orda di indiani decida di prendere un'enorme nave da crociera e partire per andare a conquistare la Francia. Nel corso della navigazione la nave doppia il Capo di Buona Speranza, viene abbordata dalla Marina Militare francese, succedono dei casini vari ed eventuali, c'è un papa che predica la povertà, che si vende le cose, poi gli ricomprano le cose, lui se le vende di nuovo pur di prendere l'applauso del mondo. Non so se vi ricorda qualcosa o qualcuno. E poi però alla fine che cosa succede? Succede che questa grande nave arriva davanti alle coste della Francia, e a quel punto c'è il Presidente della Repubblica che è davanti al microfono della radio, perché tutte le emittenti francesi sono collegati gli impianti a onde medie, lunghe, corte, proprio perché tutti, e quindi anche quelli che sono sulla nave, possano ascoltare la trasmissione del Presidente della Repubblica francese. E il Presidente, che è stato un falco fino a quel momento, che ha detto no passaran, o guai se questi arrivano, che cosa succede, qua e là, ha un crollo psicofisico in diretta, e quindi davanti al microfono prende e dice: ah no, sono nostri fratelli, li dobbiamo accogliere, entrate nel nostro paese, eccetera, eccetera. Cosa succede dopo? Che questo gruppo entra, e entrando nella Francia la sottomette. Allora, si può avere un ministro che non vuole fare questo? Si può avere? E se lo abbiamo, per quale motivo va processato? Ma perché soprattutto processare solo lui, visto che il governo era d'accordo? Perché solo lui? Perché? Questo è il punto. Questo è il punto, né più e né meno. Tutto qui. Antonino, che meraviglia, questa è la mia musica degli anni 70 che ballavo in discoteca da giovanissimo. Grazie Luigi da Treviso, grazie a te Luigi. Insomma, noi cerchiamo di mettere, qualcuno dirà che forse è musica un po' troppo d'antan, però onestamente io dopo il 2000 vedo molta poca roba. Se poi parliamo di quello che c'è ora, Gesù ce ne scampa e libera, se permettete, perché francamente, se io anche questi dissing tra trapper, no. Gli unici che io seguo, veramente, l'unica aria fresca che ho trovato
nella musica italiana negli ultimi 25 anni, diciamo dopo la grande stagione degli anni 90, quando è arrivata Giorgia, quando è arrivato Niccolò Fabi, quando è arrivata la buonanima di Alex Baroni, che era un grande pure lui, pace all'anima sua, Gazzè, Silvestri, tutta questa gente qua. Ecco, dopo questa grande ondata, l'unica cosa che davvero io trovo interessante, e la trovo interessante veramente anche come posso dire, anche da un punto di vista proprio di studio, l'uso che hanno dell'italiano, sono i rapper della scuola tipo Fabri Fibra o Caparezza. Caparezza, per esempio, Michele Caparezza, noi non ce lo meritiamo, perché quell'uomo è un genio, c'è poco da fare. Ora sta incidendo il suo nuovo album, quindi io aspetto davvero che Caparezza venga fuori con il suo nuovo disco, perché ogni volta è veramente un piacere mentale poter leggere anche i suoi testi e l'uso che lui fa dell'italiano, perché non c'è niente di più attraente dell'uso micidiale dell'italiano. C'era un'altra persona che mi faceva sentire un po' intelligente grazie alla sua intelligenza, perché era il riflesso della sua intelligenza che mi faceva sentire intelligente, un poco intelligente, e che aveva un uso altrettanto micidiale dell'italiano non solo nelle canzoni, ma anche nel modo che aveva di parlare, di rapportarsi agli altri. Era Lucio Dalla. Era Lucio Dalla. Da quando è morto Lucio Dalla io mi sento un po' cretino, vi dico la verità, perché mi manca quel riflesso che non era tanto così, ma era bello grosso, di cervello che quest'uomo aveva. Così come mi manca uno come Franco Battiato, persona che era tutt'altro che musona, un uomo di grande ironia, un uomo attento alle cose del mondo, intelligente, capace di coniugare l'immanente col trascendente. Cioè, Battiato ci sarebbe stato da sedersi fuori nella sua villa alle pendici dell'Etna, dove peraltro aveva Lucio Dalla come vicino di casa, e passare la nottata veramente a discutere dei grandi perché della vita e così via. Queste sono quelle persone che tu incontri nella vita, tu ci parli 10 minuti, però in quei 10 minuti tu capisci che rispetto alle grandi domande della vita qualche risposta loro l'hanno avuta. E in quel momento tu senti che la tua testa si sta aprendo, che c'è un altro piano. Ecco, uno che per esempio ci ho parlato e mi ha dato questa impressione è Pietrangelo Buttafuoco. 860 puntate di questa trasmissione, più di quanti saranno? Metteteci una media di due ospiti a puntata, quindi quanto siamo? Quasi 1700, diciamo 1500 ospiti che hanno partecipato a sta trasmissione. Devo dire che tra i tanti ospiti ce n'è uno che proprio è un passettino avanti, proprio per questo fatto che mi ha lasciato appresso. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mi hanno fatto sudare freddo fino alla fine, ma questa è un'altra storia. Ecco, però, per esempio, uno che ti dà l'impressione di aver ricevuto qualche risposta dalla vita è sicuramente Pietrangelo Buttafuoco. Lo metto insieme con Dalla e con Battiato, poco ma sicuro. Battiato che diceva: io mi vorrei sentire cretino guardando persone intelligenti. È una preghiera che ogni giorno anch'io rivolgo al Signore, se proprio lo volete sapere. Le 19:45 minuti e 42 secondi, se avete voglia di intervenire, 029294 7222 oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Andiamo a dare un'occhiata adesso alle agenzie per andare a chiudere questa trasmissione. Dopotutto è venerdì anche per me. E Lawrence, a proposito, siete tornati a casa? Che fate questo weekend? Raccontatecelo. Medio Oriente, ecco l'ANSA. Medio Oriente, nuovi attacchi dell'IDF all'UNIFIL, danneggiata una base italiana, Meloni e Macron, inaccettabile. Alcuni muri in una posizione dell'Italia sono caduti quando un caterpillar israeliano ha colpito il perimetro, si apprende dalla missione ONU. In un altro episodio, feriti 2 militari cingalesi, Israele, i soldati hanno sparato verso una minaccia. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa per il 23 di ottobre. Ancora, vertice Med9 a Cipro, Meloni sulla competitività UE, passare dalle parole ai fatti. Meloni vede von der Leyen, colloquio sugli sviluppi in Medio Oriente.
La manovra bonus ristrutturazioni salvo al 50%, caccia alle coperture. Il G7 Salute in manovra un piano triennale di assunzioni nella sanità. Manovra e contratto, medici di famiglia pronti allo sciopero. Già che ci siamo, Palestina e clima, in corteo i Fridays for Future a Milano con Greta Thunberg, l'attivista svedese con la Kefia, il corteo stop al genocidio. Avete già sentito infatti il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti che ne ha trattato nel Liberamente. Ecco, notiziola di servizio, Ferrovie dello Stato, sciopero 12 e 13 di ottobre, possibili cancellazioni. Potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione. Ecco, ci salutiamo con questa bella notizia. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dalle ore 21 di domani, sabato 12, alle ore 21 di domenica 13 di ottobre. Lo sciopero, sottolinea FS in una nota, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Freccia, Intercity e treni del regionale di Trenitalia. Gli effetti in termini di cancellazione e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio, così l'ANSA. Quindi, ragazzi, statevene in campana, mi raccomando, occhio, perché naturalmente fare un viaggio tra le 21 di sabato 12 e le 21 di domenica 13 è un problemino, evidentemente, per questo sciopero. Quindi informatevi, occhio, e vedete un po' voi. Benissimo, bella gente, noi abbiamo finito per questa sera. Voglio ringraziare tutti voi per il vostro tempo, voglio ringraziare Lawrence che mi accompagna durante la settimana. Domani alle 9.35 avremo il garage dell'Alfista insieme con Alex Cereda, parleremo di ricambi per le vostre Alfa d'epoca, dove trovarle, perché giustamente diceva Ale Musella, l'auto d'epoca è un investimento, però ragazzi è un bel problemino anche finanziarla e manutenerla, mentre invece l'opera d'arte, una volta che l'appendi al muro, ciaone. E se no, se non avete voglia di ascoltare il garage dell'Alfista, padronissimi voi, ci si ritrova lunedì alle ore 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui ci salutiamo è dedicata a Sara, è Lucio Dalla, Futura 1980, e se una femmina si chiamerà Futura. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.